26 presunti affiliati alla cosca Vrenna Ciampà Bonaventura di Crotone sono stati arrestati dalla polizia. Tra loro figurano anche coloro che stavano progettando un attentato ai danni del PM della DDA di Catanzaro Pierpaolo Bruni. L'operazione rappresenta un seguito di quella condotta il 21 gennaio scorso, denominata Idra, che portò al fermo di 12 persone. Nell'inchiesta è indagato anche Gianluca Marino del PDL, assessore alla provincia di Crotone, che si è dimesso dopo essere rimasto coinvolto nell'indagine e aver avuto perquisito lo studio il 21 gennaio scorso. È partita la vigilanza fissa da parte dell'Esercito in 3 cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. I controlli vengono attuati giorno e notte nel tratto regino dell'autostrada, 2 nel quinto macrolotto a Bagnare Scilla e 1 nel sesto a Campocalabro. Nell'attività sono impiegati complessivamente 60 militari divisi per turni, la cui presenza si affianca a quella delle forze dell'ordine. La vigilanza da parte dell'Esercito sulla 3 andrà avanti fino a quando non cesseranno le esigenze di sicurezza. L'immediata attivazione di servizi di tutela, oltre che l'intensificazione della vigilanza della quale già beneficiava nell'abitazione e nella sede dell'impresa, sono le decisioni prese dal prefetto di Reggio Calabria Luigi Varratta nei confronti di Tiberio Bentivoglio, il titolare di farmacia che ha denunciato il racket vittima di un agguato. La decisione è stata presa a conclusione di una riunione di coordinamento delle forze di polizia presieduta dal prefetto, che prima aveva fatto visita in ospedale all'imprenditore. Il PD incorona nuovamente Peppino Vallone come candidato di centrosinistra a sindaco della città di Crotone. La ricandidatura di Vallone dopo il suo primo mandato di 5 anni è avvenuta ieri nel corso di un'assemblea pubblica a cui ha preso parte il commissario regionale, il senatore Adriano Musi, il coordinatore provinciale del PD Nicola Belcastro, il deputato Nicodemo Oliverio e buona parte del gruppo dirigenziale. Vallone guiderà una coalizione composta da PD, DV, SEL e Federazione della Sinistra. È stato presentato ieri sera nella provincia di Crotone la 10ª edizione di Sport e Solidarietà, il torneo di calcetto interforze promosso dall'associazione E Solidarietà. Come ha sottolineato il presidente dell'associazione, il giudice Raffaele Lucente, si tratta di una manifestazione che vede impegnate le squadre di tutte le forze dell'ordine che, con le quote di iscrizione, contribuiranno all'acquisto di un defibrillatore per il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Il torneo inizierà il 25 febbraio con la gara tra Finanza e Polizia Stradale. Lezioni dalla crisi, credito, economia, occupazione. È questo il titolo del convegno promosso dalla CGIL Calabria e dalla FISAC CGIL a Reggio Calabria nel Palazzo Storico della provincia. Sono intervenuti il segretario generale della CGIL della Calabria Sergio Genco, l'assessore alle attività produttive della regione Antonio Caridi, il presidente Umberto De Rosa e il commissario regionale del PD, il senatore Adriano Musi. L'associazione Il Campo, Idee per il Futuro, ha promosso per domenica a Catanzaro la mobilitazione in difesa delle donne intitolata Se non ora quando. Alle 17 in piazza Prefettura un altro gruppo di donne promuoverà un sit-in con le stesse finalità. In piazza scenderanno gli aderenti all'appello nazionale già firmato da giornalisti, uomini e donne di cultura e della società civile. Le promotrici sottolineano che si tratta di una manifestazione non contro qualcuno, ma a difesa di una normalizzazione dei rapporti uomo-donna. I Patriotti, questo è il titolo del libro che gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cerisano, Marano Principato e Marchesato della provincia di Cosenza hanno presentato ieri pomeriggio nella sede cittadina dell'Archivio di Stato. Il testo è il risultato del progetto PON che l'Istituto ha portato avanti nel corso dell'anno scolastico, avvalendosi della collaborazione del docente universitario Giovanni Sole, un lavoro di ricerca storica e fotografica dedicata alla spedizione garibaldina che ha coinvolto il territorio calabrese.